mettendo insieme le sinergie forse riusciamo anche a far capire ai giovani e anche alle nostre comunità l'importanza di queste nostre donazioni. Wanda Pradal e Mara Rosolen, rispettivamente presidenti regionali di Avis e ADMO, le due più importanti associazioni del dono di sangue e midollo osseo, hanno sottoscritto un protocollo per unire le forze in una campagna di sensibilizzazione sull'importanza delle donazioni. Cresciute nel 2023 quelle all'Avis, permettendo al Veneto di raggiungere l'autosufficienza per quanto riguarda il sangue, mentre per il plasma c'è ancora molta strada da fare. La speranza è rappresentata dalla sempre maggiore attenzione dimostrata dai giovani. I giovani promuovono verso i giovani, perché così è fondamentale, perché è inutile che noi cerchiamo di fare delle attività per coinvolgere i giovani, ma i giovani ascoltano il linguaggio dei giovani. Si guarda ai giovani anche per le donazioni di sangue midollare possibili dai 18 ai 35 anni. Su questo fronte purtroppo il Veneto non è ancora autosufficiente. Oggi il registro conta quasi 500.000 donatori, la compatibilità è una a 100.000 e per cui ovviamente visto che tendenzialmente ci sono ogni anno circa 2.000 persone in ricerca, insomma i conti si fanno da soli, cioè dipendiamo molto dai registri esteri. Registri esteri però con i relativi costi. Una sacca di cellule emopoietiche staminali costa, acquistandola nei registri esteri, da 24 a 27 mila euro. Istituzioni e associazioni stanno lavorando ad una campagna di sensibilizzazione forti delle semplificazioni introdotte per le iscrizioni al registro donatori ADMO, che può avvenire attraverso una raccolta salivare con apposito kit o prelievo di sangue. Provette poi vengono tipizzate e il codice va inserito all'interno del registro nazionale dei donatori di midollo osseo.